una grande festa delle famiglie, perché l'Under 13 richiama ovviamente i genitori e abbiamo visto nel palazzetto di Rosà oggi un pienone, veramente un tifo anche molto caldo, nonostante il caldo della temperatura, ma abbiamo visto i genitori veramente attivi ed educati anche tutto sommato. Le immagini parlano da sole. La finale regionale di Under 13 femminile è stata un'autentica festa per tutti. Prima di parlare di vittoria o sconfitta, però, ecco che emozioni trasmette una finale regionale giovanile. Una cosa bellissima, strepitosa. Non avrei mai pensato di arrivare fino a qua. Per me era già tanto arrivare primo provinciale, ci siamo riuscite. Ci abbiamo creduto partita dopo partita. Le ragazze sono state stupende anche oggi, hanno dimostrato che valgono tantissimo. Penso che più di così oggi non potevamo dare. Hanno giocato benissimo, sono state bravissime. Basta, ringrazio tutti, dirigenti, genitori, atlete, tutte. È un gruppo stupendo, compresa società. Lei però la finale l'ha persa, ma fa lo stesso. La comitense ha toccato l'apice dall'anno di fondazione con questa finale regionale ed è appena stata promossa in Serie D. Ma come si fa per un piccolo paese come Villa del Conte ad arrivare in finale regionale? Ecco la ricetta. Bisogna metterci la grinta e anche la voglia di giocare, perché è così che nulla è impossibile e si può fare tutto sempre. Abbiamo iniziato questa stagione che ci siamo allenati tanto bene, abbiamo vinto il campionato provinciale e per arrivare fino a là ce l'abbiamo messa tutta, facendo tanti allenamenti anche la settimana. E non credevamo di arrivare fino a qua, abbiamo giocato bene e abbiamo lavorato bene tutti insieme, da chi era in panchina fino ad arrivare a chi giocava in campo. E un secondo posto ce lo siamo meritato. Il prossimo anno faremo ancora meglio e arriveremo prime. Quest'anno, come succede spesso, con un netto 3-0 sono arrivate prime le atlete di San Donà, società che ha raggiunto in questa stagione la finale regionale in tutte le categorie. Di conseguenza, a finali concluse, spetta proprio a San Donà lo scettro di settore giovanile femminile più prolifico del Veneto. Il primo set è stato molto combattuto, punto su punto, però siamo riuscite a chiuderlo noi. È stata molto difficile, però alla fine abbiamo vinto. È un percorso che abbiamo iniziato ad agosto, a fine agosto, è stato lungo, questo qui è il coronamento chiaramente di un percorso, le partite, i momenti difficili sono stati tantissimi, ma come per tutte le società, per tutte le squadre, questo qui è un gruppo che si allena molto, i sacrifici che fanno sono tantissimi, quindi posso fare solo che i complimenti alle ragazze. Abbiamo sempre giocato bene e ci siamo impegnate anche durante tutti gli allenamenti. Dobbiamo ringraziare il nostro allenatore. È un po' severo, però è giusto. Ci ha fatto arrivare fino a qua, quindi è un bravo allenatore. E per San Donà si spalancano le porte della fase finale interregionale, da affrontare sempre con lo stesso spirito. Ci presenteremo con la solita ambizione, quella di vincere, e non conosciamo nessuno, ma anche oggi la squadra non la conoscevamo. Si tratta di adattarsi e poi la capacità che abbiamo di stare in campo, quella deve fare la differenza. Hang around for the ride. Now you're just gonna have to take it.